Drammatico incidente stradale questa mattina lungo la A4 tra Meolo e Roncade. In un tamponamento tra un furgone e un mezzo dell'esercito hanno perso la vita 2 militari. Il cordoglio del ministro della difesa, 30. Famiglia sterminata in Macedonia, fermata la figlia maggiore con 2 complici. Sarebbero stati loro a organizzare il delitto in cui hanno perso la vita l'operaio di Gaiarine, la moglie e la figlia più piccola. Autonomia, firmeremo entro il 22 ottobre, le parole del ministro per gli affari regionali Erika Stefani, che aggiunge: senza il Veneto la strada non sarebbe stata aperta. Comincia la conta dei danni nel territorio veronese flagellato dagli effetti della bomba d'acqua e delle esondazioni da Verona alla Valpolicella, con il settore vitivinicolo in ginocchio, ancora maltempo oggi in Veneto. Levata di scudi dai fedeli a Vittorio Veneto dopo la notizia dell'inchiesta sull'ex parroco di Santa Giustina accusato di molestie sessuali, i fatti 8 anni fa. Anziani drogati e rapinati, arrestata dai carabinieri di Vicenza una 72enne con il vizietto del gioco e dei furti ai coetanei. Stasera inizia la nuova stagione di 2010, l'approfondimento dei nostri telegiornali. Con il botto l'inizio, ospite in studio il professor Siviero, che ha ipotizzato anche un attentato tra le cause del crollo del ponte Morandi. Sono partiti stamani da Treviso per un tour di 740 km a nord-est, 7 ciclisti diabetici che vogliono dimostrare come si può convivere con la malattia. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Avete sentito dunque in apertura il terribile schianto di questa mattina lungo la A4 all'altezza di Meolo, un tamponamento che ha coinvolto un furgone e un mezzo dell'esercito, hanno perso la vita 2 militari. Sono tanti i messaggi in queste ore, messaggi di lutto su tutti, quello del ministro della difesa Elisabetta Trenta, che su Twitter scrive: a nome mio e delle forze armate esprimo sentito cordoglio per la tragedia, profondo dolore e vicinanza alle loro famiglie e all'esercito. Un impatto violentissimo. 2 mezzi coinvolti, 2 militari dell'esercito che hanno perso la vita, altrettante persone sono rimaste ferite, 1 in modo grave. È il bilancio della drammatica giornata lungo l'A4 a poca distanza dall'entrata del casello di Meolo in direzione Trieste. Sono circa le 11, una Panda con a bordo 3 militari in forza al reggimento Trieste di Stanza Forlì sta seguendo una colonna di mezzi dell'esercito diretta a Pordenone, quando si sarebbe formato un rallentamento. Il traffico procede piano ed è a quel punto che, secondo quanto ricostruito dalla polizia autostradale, un furgone, per cause che ora dovranno essere chiarite dalle autorità, finisce contro la Panda dell'esercito. Per lo scontro il mezzo si ribalta, ferma accanto sulla corsia l'altra vettura coinvolta. All'interno sono in 3, al volante un 34enne che rimane gravemente ferito e viene trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Treviso. Seduti sul sedile del passeggero e su quello posteriore altri 2 commilitoni, un 41enne e un 39enne. Si tratta del sergente maggiore Valerio Canzio e del caporal maggiore capo Rocco Rilievi. Purtroppo i sanitari arrivati sul posto con ambulanze e automediche da Treviso e Mestre non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferito, ma in maniera meno grave, trasportato all'ospedale all'Angelo anche l'autista del furgoncino. Sul posto sono arrivati i mezzi di autovie per deviare il traffico e dei vigili del fuoco da Treviso e Mestre. L'autostrada tra Meolo e San Donà è rimasta chiusa un'ora per permettere la rimozione dei mezzi coinvolti e i rilievi di legge da parte della polizia. Successivamente, intorno alle 13, è stata riaperta in una sola corsia. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, appresa la triste notizia, in una nota si è detto profondamente addolorato e ha espresso a nome dei soldati dell'Esercito italiano e suo personale i sentimenti di stretta vicinanza e intimo cordoglio ai familiari. L'Esercito, nella consapevolezza dell'angoscioso momento che stanno attraversando i familiari dei militari coinvolti, chiarisce sempre la nota, sta garantendo tutto il supporto e il sostegno necessari, oltre a fornire massima collaborazione per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. E all'alba, nel confine tra le province di Padova e Venezia, ha perso la vita un ciclista di Noventa Padovana. Un 74enne di Noventa Padovana ha perso la vita questa mattina all'alba mentre percorreva in bicicletta la strada che collega Noventa a Stra. L'uomo è rimasto coinvolto in un incidente con un furgone condotto da un 82enne di Pionca di Vigonza. L'impatto, particolarmente violento, si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. La circolazione è stata interrotta per un paio d'ore.
Incidente mortale questo pomeriggio attorno alle 16 a Castelnuovo del Garda. Un uomo che stava lavorando nei campi è precipitato con il trattore che stava guidando da una scarpata all'incrocio fra via Brennero e via Milano, finendo schiacciato dal mezzo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Ora torniamo alla famiglia, alla vicenda della famiglia sterminata in Macedonia. Fermata la figlia maggiore con 2 complici, sarebbero stati loro a organizzare il delitto nei giorni scorsi in cui ha perso la vita l'operaio di Gaiarine, la moglie e la figlia più piccola. Massacro in famiglia, la più terribile delle soluzioni, il più tragico degli epiloghi sembra prendere forma per un caso che aveva scosso 2 comunità, Sacile e Cordignano, dove Amit Pocesta, il 55enne operaio macedone, rispettivamente viveva con moglie e figlie e dove lavorava. Già, le figlie. La 14enne Anila era rimasta vittima dell'agguato in Macedonia assieme al papà e alla mamma, un viaggio a casa per un matrimonio prima di tornare in Italia, dopo le ferie. Erano rimaste sole le altre 2 figlie e già tutti piangevano per le ragazze, ma una di loro, la 28enne Blerta, sarebbe incredibilmente direttamente coinvolta nel triplice omicidio. Il Ministero dell'Interno macedone ha confermato questo pomeriggio in una nota il ragionevole sospetto che a uccidere Amit, Nazmie e Anila Pocesta sarebbe stata proprio la figlia maggiore di 28 anni. Nella nota si conferma anche che ci sono altre 2 persone fermate di 31 anni e di 61 anni, rispettivamente di Gostivar e Debar, che avrebbero avuto ruoli diversi nella vicenda. Uno dei fermati vendendole la pistola e l'altro offrendo un supporto logistico al massacro nell'abitazione. In questo momento si sta cercando di ricostruire esattamente cosa sia accaduto in quegli istanti terribili. Le 3 persone fermate, Blerta e i 2 complici, sono state identificate anche grazie all'esame del DNA effettuato su campioni prelevati nei giorni scorsi. La 28enne dopo il delitto sarebbe tornata rapidamente in Italia con l'altra sorella e per mascherare il suo gesto si sarebbe poi recata a Debar, la località di residenza della famiglia Pocesta nell'ovest della Macedonia, al confine con l'Albania. Un'indagine in evoluzione e dai molti interrogativi ancora non risolti, a partire dal movente di un delitto così terribile ed efferato. Una donna di 84 anni è deceduta oggi a Rovigo per presunta infezione dal virus West Nile, lo riferisce l'azienda ULSS 5 Polesana. L'anziana residente a Rovigo era ricoverata nella divisione di medicina dell'ospedale cittadino dal 26 agosto per una sospetta meningite con febbre altissima. Il primo esame per West Nile effettuato è risultato negativo, ma le condizioni della signora suggeriscono ai medici di ripetere l'esame di secondo livello che accerta la presenza del virus. La donna, fa sapere all'azienda sanitaria, era affetta da gravissime patologie cronico-degenerative che hanno portato alla compromissione del sistema immunitario. Ora la politica è la partita per l'autonomia del Veneto, ci siamo quasi, il prossimo 22 ottobre sarà un anno dal referendum celebrato nella nostra regione e dentro quella data, fa sapere il ministro Erika Stefani anche ai nostri microfoni, arriverà la firma più importante, ma la regione Veneto è stata capofila in Italia proprio sul fronte autonomia. Se non ci fosse stato il Veneto, dice Erika Stefani, le altre regioni non si sarebbero accodate. Sarà un anniversario speciale. Eh sì, perché il Veneto festeggerà doppiamente l'anno passato dal referendum per l'autonomia. Prima del 22 ottobre ci sarà il timbro del governo sull'accordo. Lo ha detto il ministro Erika Stefani, titolare degli affari regionali, smentendo con le parole i rumors di possibili dissapori nel governo su questo tema. Dal Veneto era arrivato il segnale più forte, con milioni di cittadini alle urne, e al Veneto il governo darà la prima risposta. Poi toccherà a Lombardia ed Emilia-Romagna. In coda ci sono anche Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Campania. Il consenso popolare che è stato espresso in Veneto è una delle più grandi forze che sono state, che si sono manifestate. Non ci sarebbero state quelle richieste di autonomia se non fosse partito il Veneto e se non avesse avuto quel consenso, quello che abbiamo ottenuto alle urne l'anno scorso. Per cui la forza della domanda del Veneto è una forza che è supportata dalla richiesta della gente. A chi dice che il referendum è stato inutile, io rispondo che non si sarebbe parlato di regionalismo differenziato se non si fosse fatto quel referendum. Tra 50 giorni, più o meno, il Veneto dovrebbe avere l'accordo nel cassetto del governatore Zaia. E proprio il presidente della regione in questi giorni ha ripetuto più volte di attendere solo il via libera da Roma sulle 23 materie. Anche questa settimana sono in programma confronti tecnici fra i vari ministeri coinvolti, poi
Se sono rose, fioriranno. Stiamo esplodendo le singole competenze e strutturando quella che è l'intesa. Quello che io mi propongo è di giungere entro la data ovviamente nell'anniversario di uno storico referendum che è quello del Veneto, e di portare in Consiglio dei Ministri la intesa Stato-Regioni sull'autonomia del Veneto. Ed Erika Stefani è ministro, come sapete, espressione di una forza politica, la Lega, che è sospesa in queste ore nell'attesa della sentenza che arriverà fra 48 ore, sentenza del riesame da Genova sui 49 milioni di euro di rimborsi elettorali che il partito dovrebbe restituire allo Stato. Sentiremo ora il segretario D'Alema. C'è una notizia all'ultima ora per quanto riguarda i sondaggi. Rispetto a un mese fa la Lega certifica la propria premiership in Italia, leadership con il 32,2%, sondaggi di SVG di oggi, 32,2%, il Movimento 5 Stelle è al 28,3%, Partito Democratico 17,7%, Forza Italia 6,9%, Fratelli d'Italia 4,1%, appena resi noti. Sentiamo da Re. Mercoledì prossimo potrebbe essere l'ultimo giorno della Lega Nord. Il Tribunale del riesame è chiamato a pronunciarsi in merito ai 49 milioni di euro dei rimborsi elettorali che su sentenza della Cassazione il Carroccio deve restituire. Una sentenza che potrebbe portare il partito all'estinzione. La conferma è arrivata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che ha sottolineato come la requisizione degli introiti futuri del partito sarebbe una mazzata insopportabile. Fino ad oggi il partito ha restituito circa 1,5 milioni di euro e se la giustizia decidesse di bloccare i fondi fino al saldo del debito mancherebbe l'ossigeno necessario per garantire la sopravvivenza del partito. Un cambiamento che non sembra però impensierire gran parte del popolo leghista, meno che mai quello della Liga Veneta. Intanto aspettiamo la sentenza di Genova, dopodiché abbiamo le rassicurazioni che Matteo Salvini ha detto la Lega non cambia nome, probabilmente cambierà solo codice fiscale. Noi rimaniamo il primo partito del centrodestra, continueremo ad esserlo e andiamo avanti. E per chi nel possibile cambiamento di nome vede anche la possibilità di accorpare gli altri componenti del centrodestra italiano, Fratelli d'Italia e Forza Italia, il segretario Veneto risponde. La Lega è già il movimento di traino del centrodestra e anzi penso che è bene che la Lega rimanga da sola, anche perché Forza Italia, Fratelli d'Italia sono compagini che possono andare a pescare su quell'elettorato magari più o meno moderato che magari non si riconosce nella linea dura di Matteo Salvini, ma l'importante è essere nel centrodestra, cambiare le cose, cambiare le regole del gioco. Hanno detto che l'immigrazione non si poteva fermare, Matteo Salvini l'ha fermata. E a proposito di immigrazione, questione profughi, torniamo al caso dell'ex base di Bagnoli di Sopra. Continuano a emergere dettagli sull'inchiesta in corso, tra cui un ostacolo ai controlli sanitari richiesti all'interno della base dal sindaco Milan. Vediamo. I processi si fanno in tribunale, ho la massima fiducia nel lavoro della magistratura per fare chiarezza, ma chi può spiegare perché ci davano dei razzisti allarmisti quando volevamo garantire la salute? Dure le parole di Luca Zaia, governatore del Veneto, commento di un quadro che si è dimostrato in sede processuale fa gridare ai più allo scandalo. Secondo quanto diffuso in queste ore da un quotidiano locale, infatti, controlli sanitari dell'USL nell'ex base di San Siro, chiesti dal sindaco Roberto Milan, sarebbero stati ostacolati dall'ex viceprefetto di Padova Pasquale Aversa per favorire i responsabili della Edeco, la cooperativa che gestiva molte delle strutture del Veneto. Deluso e amareggiato il sindaco di Bagnoli. Questo è un fatto gravissimo, perché se nella realtà il lab era troppo concentrato e non c'erano criteri igienico-sanitari minimi sostenibili, si doveva chiudere immediatamente, anzi non si doveva neanche aprire, e questa documentazione mi è stata impedita. Intanto a combattere sono stati lasciati i sindaci che da 3 anni chiedono giustizia. Se viene confermata questa linea, questa ipotesi, io chiedo solo giustizia di quello che doveva essere fatto 3 anni fa, cioè la mancanza dell'apertura
e casomai la chiusura immediata del centro. Io chiedo al Ministro Salvini di provvedere a far giustizia nel territorio di Bagnoli. In attesa dei passi del Ministro Salvini, che ha promesso alleggerimento e chiusura del centro di Bagnoli, il Presidente del Veneto Zaia conclude: immagino che quello padovano non sia un caso isolato. Se le ipotesi investigative troveranno conferma processuale, saremo di fronte a un caso che sarebbe generoso definire riprovevole. Intanto sapete, 4 migranti sbarcati dalla Diciotti saranno accolti a Vicenza, dove sabato è apparso uno striscione polemico sul Duomo. Vediamo cosa ne pensano i vicentini. L'accoglienza nel Vicentino di 4 migranti della Diciotti? Ma ci possono stare. Per quanto tempo? Fino a che non trovano un posto di lavoro. Quindi accoglienza legata al lavoro? Direi di sì. Un'operazione promossa da Papa Francesco e quindi indubbiamente è un'azione, a mio giudizio, sicuramente encomiabile, perché la Chiesa ha una sua missione da portare avanti, che deve essere però gestita con un coinvolgimento della società. La gente che ha bisogno va sempre aiutata, va sempre protetta sotto qualsiasi aspetto. Noi siamo soli ad affrontare certe situazioni, in qualche modo dovevamo pure esprimerci. Penso che potrebbe assorbirne tante il Vicentino se fosse un pochettino più aperto. E su questo c'è tanto egoismo, razzismo, che è una cosa inverosimile. 5 giorni fa sono passato per Amatrice, venendo dall'Abruzzo andando a Roma, mi sono fermato perché volevo vedere la situazione ed è macerie come 2 anni fa. Noi ci preoccupiamo tanto della Diciotti e invece dobbiamo preoccuparci prima dei nostri. Non vuol dire non dare assistenza agli altri, ci mancherebbe altro. Però prima facciamo quello che è 2 anni che aspetta. Io che sono cittadino, se stanno in Africa, dove era mio padre nel 1935, sarebbe meglio. Secondo lei chi protesta perché lo fa? Penso per paura, essenzialmente, perché si è stanchi di vedere queste situazioni tanto difficili e mai risolte o comunque a monte. Ho fiducia nel governo. Ho fiducia anche nella Chiesa, per cui dai, speriamo bene. Finalmente la Chiesa ha fatto quello che doveva fare da tanto tempo, cominciare ad accogliere, perché non bisogna solo parlare, dire bisogna accogliere, cioè chi lo dice deve essere coerente e dare l'esempio. Ora l'immagine della violenta grandinata di oggi pomeriggio lungo la 27 nel tratto di Conegliano. Pochi minuti, come si vede, il manto d'asfalto si è imbiancato con le auto che hanno iniziato a perdere aderenza. Per questo, come vedete, molti veicoli si sono fermati mentre altri hanno continuato la corsa a passo d'uomo. Per fortuna i chicchi, seppur copiosi, non hanno provocato danni alle carrozzerie per un evento atmosferico durato in tutto una decina di minuti, un fenomeno circoscritto considerando che in centro a Conegliano non solo non c'è stata grandine, ma non è nemmeno quasi piovuto. Decretato invece lo stato d'emergenza per il territorio veronese, flagellato nelle scorse ore dalla bomba d'acqua e dalle esondazioni, da Verona alla Val Policella, danni ingentissimi nel settore vitivinicolo in ginocchio. A spalare il fango nelle scorse ore anche il sindaco di Verona, Sboarina. A raccontare lo scenario devastante bastano le immagini e poi qualche numero ancora provvisorio. Oltre 300 chiamate di intervento, quasi 200 mm di pioggia caduti in 2 ore, 200 uomini nel lavoro a turnazione senza fermarsi tra vigili del fuoco e protezione civile. Verona, la Val Policella e una decina di comuni dell'est e dell'ovest veronese colpiti da Negrar a San Martino Buonalbergo, da Soave a Monteforte d'Alpone. La bomba d'acqua che flagella il distretto del vino e la vendemmia, ora a rischio. Torrenti esplosi, fiumi di fango, frane. Un inizio di settembre da incubo per la provincia scaligera alle prese con una vera e propria alluvione, i cui danni non sono ancora stimabili. Il governatore Luca Zaia ha già firmato lo stato di crisi inevitabile quando intere strade e zone vengono sommerse come nel peggior film catastrofico. I vigili del fuoco impegnati a prosciugare acqua e fango e a gestire emergenze come le frane.
tutti in campo a spalare fango in mezzo alla strada, compreso il sindaco di Verona, Federico Sboarina. Fortunatamente l'Adige, dopo aver toccato i livelli di guardia, è andato a scendere nella sua piena. Ora ci sono le ultime emergenze da risolvere, solo poi si potrà pensare ai danni ingentissimi e complessi da quantificare, perché sono diretti, come quelli ai privati e al pubblico, e indiretti, cioè le conseguenze sull'economia del settore vitivinicolo. Faremo la conta alla fine, dice Zaia, con attenzione particolare alle ricadute sulla vendemmia. Intanto, continua, ho dato mandato al direttore di Avepa di far uscire subito sul territorio i funzionari dell'Agenzia per i pagamenti nel settore primario e fornire assistenza a tutte le imprese agricole vittime del maltempo di queste ore. Ci fermiamo qualche istante e poi torneremo a parlare delle accuse pesantissime a un ex parroco. Torniamo in diretta con il telegiornale del Veneto. Ora, come dicevamo, la vicenda dell'ex parroco di Santa Giustina, Vittorio Veneto del Trevigiano, accusato di molestie sessuali, che andrà a processo. Tanti messaggi di solidarietà giunti in queste ore. Il vescovo Monsignor Pizziollo, sono fiducioso, dice che verrà fatta chiarezza. Non toccate Don Federico, devi combattere anche questa battaglia, sì, perché tu sei un combattente. Questa volta però hai l'affetto e l'amore dei tuoi amici, delle persone che ti conoscono e che grazie a te hanno imparato il significato di parole come onestà. Per quanto possa valere, io sono al tuo fianco, la mia spada taglierà le malelingue. Coraggio, amico mio, tieni duro, di certo non sarà un po' di fango a spaventarti. E poi ancora, un forte abbraccio come quelli che sai dispensare tu. Sui social in queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di vicinanza a Don Federico De Bianchi, ex parroco di Santa Giustina Vittorio Veneto. Il sacerdote è accusato di molestie sessuali da 3 persone che all'epoca dei fatti tra il 2009 e il 2010 erano ricoverati in ospedale mentre Don Federico era cappellano del nosocomio e che avrebbero raccontato di essere state molestate. Accuse tutte da accertare da parte degli inquirenti, ma il primo ad essere intervenuto sulla vicenda è stato il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, con una lettera indirizzata ai fedeli. Un nostro confratello, Don Federico De Bianchi, scrive il vescovo, è stato accusato di molestie sessuali. Dopo un primo momento di incertezza derivante dalla labilità delle accuse, i responsabili dell'US hanno messo la cosa nelle mani della magistratura, la quale ha deciso che la questione debba essere dibattuta in sede processuale. Fin dal primo momento Don Federico, che si è confrontato con me, continua nella missiva il vescovo, si è dichiarato deciso nell'escludere la via del patteggiamento e anche quella del rito abbreviato. D'accordo con i suoi legali affronterà il dibattimento processuale, il luogo adeguato dove far sentire la voce della difesa e poter dimostrare la propria innocenza. Intanto a Santa Giustina, dove fino allo scorso anno Don Federico, denominato da tutti il parroco social per i suoi interventi spesso sotto forma di poesia su Facebook, da dove aveva annunciato lo scorso novembre a sorpresa il suo addio al paesino vittoriese, viene ricordato dai fedeli come una persona solare. È una persona sempre solare, sempre di buon umore, comunque stava in mezzo ai giovani. Una brava persona. Solare? Sì, allegro. Anziani drogati e rapinati, torna in carcere Lady Casinò. 200 volte al casinò in 4 anni per spendere tutti i soldi che riusciva a rubare agli anziani che fingeva di aiutare. Mirella Caterina Pallaro, ovvero Lady Casinò, un'arzilla vecchietta di Ercugnano, è stata arrestata per la seconda volta e questa volta in carcere potrebbe rimanerci per oltre 3 anni. Sono andati a prenderla a casa sua i carabinieri dopo che la donna aveva già scontato la pena di 1 anno tra carcere e domiciliari, ma le accuse a suo carico erano troppo gravi e ieri i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura. Le accuse a suo carico sono di furto con destrezza, rapina e uso indebito di bancomat. 13 le vittime accertate, tra queste un anziano di Grisignano di 85 anni dal quale si era fatto ospitare e al quale aveva rubato il bancomat. Il suo piano era quasi sempre lo stesso: narcotizzava gli anziani cui offriva aiuto e compagnia e poi rubava loro soldi e carte. In un caso, dopo aver drogato un anziano, lo aveva lasciato solo in auto al freddo. A soccorrerlo era arrivata un'ambulanza del SUEM. Ai carabinieri la Pallaro aveva detto di essere dispiaciuta, ma di essere in gravi ristrettezze economiche, ma i militari della stazione di Brendola avevano prove decisive del suo vizietto, con le immagini di incursioni continue al Casinò di Venezia raccolte durante mesi di indagini.
Sono partiti da stamani da Treviso per un tour di 740 km in tutto il nord-est, 7 ciclisti diabetici che vogliono dimostrare come si può convivere con la malattia. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Pedalare per vincere, la vittoria è immensamente più importante di qualsiasi giro o tappa. Tagliare il traguardo qui significa stare bene, stare in salute e battere una malattia che colpisce 3 milioni di italiani con un'incidenza quasi raddoppiata negli ultimi anni. Alle 9 in punto è scattato da Treviso il Tour Ciclisti Diabetici, l'iniziativa lanciata dalla società ciclistica di Casieri Falchi di Tucson con l'obiettivo della sensibilizzazione. Per dimostrare soprattutto che chi ha il diabete può fare lo sport che vuole. La vita con il diabete è diversa ma è uguale. Al tour partecipano 7 ciclisti diabetici provenienti da tutta Italia che pedaleranno per 6 giorni lungo le strade del nord-est. Al fianco di Busarello in bicicletta Andrea Chiandotto e la moglie Erika Vaccari di Aiello del Friuli in provincia di Udine, Guido Colombo di Cusago in provincia di Milano, Alessio Fresco di Lanciano in provincia di Chieti, Giuliano Priori di Segni in provincia di Roma e Francesco Zazza di Tivoli in provincia di Roma. Mi pare giusto, cioè, è un'occasione, insomma è sempre bello vedere le biciclette, poi sono nel mio cuore. Il Tour Ciclisti Diabetici si svilupperà attraverso 6 successive tappe sino all'8 settembre. Oggi Busarello e compagni hanno pedalato 151 km sino ad arrivare a Trieste. Domani i ciclisti andranno da Trieste a Pordenone, poi le altre 4 tappe, da Pordenone a Feltre, da Feltre a Bolzano con sosta intermedia a Trento, da Bolzano a Vicenza e infine da Vicenza il ritorno a Treviso. In totale 739 km con 6.085 metri di dislivello complessivi, tanti chilometri a pedalare ma non possono spaventare chi è abituato a lottare ogni giorno. Siete un po' il Forrest Gump del diabete? Sì, Forrest Gump ha iniziato a correre, tutti gli sono andati dietro, noi speriamo di essere il Forrest Gump della situazione, che tutti ci seguano in un futuro. Noi come amministrazione la sposiamo e veniamo avanti con voi anche se mi non vengo in bicicletta. Oggi. Quindi grazie davvero e poi mandatemi la cartolina da Trieste. Da questa sera torna 20:10 il nostro approfondimento dei fatti, il commento alle notizie, il confronto tra gli ospiti sui temi di attualità in onda dal lunedì al venerdì. 20:10 torna Dentro la Notizia. Questa sera ospite il professor Enzo Siviero, l'ingegnere esperto di ponti che ai nostri microfoni ha azzardato l'ipotesi di un attentato dietro il dramma di Genova. Bene, è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Buona serata. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento, bel tempo prevalente sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, specie al mattino, infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso, salvo per isolati acquazzoni sui monti al pomeriggio. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 28 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque, tuttavia non si escludono degli occasionali temporali al pomeriggio sui settori alpini, in locale estensione anche alle pianure limitrofe, cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori, salvo per qualche piovasco al pomeriggio, possibile un po' ovunque. Temperature minime sui 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.